Io sono Gianluca Moro, sono un falegname, un artigiano, uno dei pochi rimasti ad Arezzo. È un lavoro, una professione dove ti puoi sbizzarrire molto con la fantasia. Ho partecipato al progetto GAL per poter comprare una CNC, che sarebbe, in poche parole, un centro controllo numerico, che è un macchinario che ti permette di lavorare ad alta precisione. È su 3 assi ed è molto bello, mi ha agevolato tantissimo, la verità. Proprio lavori poi in CAD, in CAM, insomma col computer, diciamo, più semplicemente. Tu ti fai il disegno e lo progetti, lo trasformi poi in CAD, in CAM, lo mandi sul cervellone del macchinario e lui te lo riproduce perfettamente come l'hai disegnato tu, dandoti anche le profondità, le dimensioni, può anche scrivere tra l'altro, può incidere, può fare tante cose. A me è servito soprattutto per fare questo tipo si chiama sedia up, il progetto che ho presentato al GAL, che è una sedia che ti accompagna per tutta la vita, in poche parole. Il primo step, ci metti il neonato sul seggiolone e poi man mano che cresce tu abbassi il sedile fino a portarti a una persona adulta, che poi abbassi sempre il sedile, al contrario dell'età che avanza, che va su, tu abbassi invece il sedile della sedia fino a poterti sedere come sono seduto io, e ti ha accompagnato, diciamo, per tutta la vita. Qui il mercato per questa sedia non ce n'è, perché però l'ho data anche a qualcuno in privato così, però maggiormente è stata fatta per essere smontata, e quando va smontata va a occupare uno spessore di neanche 10 cm per una lunghezza di 1,50 m, proprio è perfetta, viene impacchettata e spedita. A questo finanziamento non avrei potuto accedere senza il GAL, mi ha aiutato tantissimo il GAL. Poi loro ti seguono in tutto e per tutto, è tutto, sono molto preparati, ci hanno proprio seguito dall'inizio alla fine, fino alla chiusura del progetto, aiutandoti tantissimo. E tra l'altro per il territorio io penso che il GAL sia una cosa molto importante. Deve avere innanzitutto passione per il lavoro, perché il legno, io lavoro soprattutto il legno massiccio, anche la sedia up che è fatta sul legno massiccio, non c'è niente di truciolare o nobilitati vari. Il legno poi devi sapere che è una cosa viva, sempre, rimane sempre viva, non è un pezzo di ferro, un pezzo di plastica, lui rimane viva, reagisce in base al clima che c'è, alle temperature, all'umidità, anche se è tagliato, non lo so, anche se ha 20 anni di stagionatura, tu basta che lo esponi a una certa umidità, lui reagisce subito. Ci vuole passione e voglia, poi ci vuole creatività. Io ho visto qualche ragazzo che viene qui, ha tanta creatività, poi un pochino si spaventano perché quando dice ma come funziona, le tasse, questa cosa gli spaventa molto, capito? Perché loro hanno magari bisogno di una sicurezza economica tutto e subito. Purtroppo questo lavoro non è così, te lo devi costruire tu. Quando prendo una tavola io per fare un certo lavoro, io ci vedo già cosa posso fare, prima di poterla tagliare, prima di prendere le misure dico ecco qui mi esce questo, questo e questo. Ed è così, perché con gli anni ho acquisito l'esperienza sufficiente per sapere cosa un pezzo di legno mi può tirar fuori.